Il gruppo è numeroso, 12 consiglieri regionali, 7 del nuovo centrodestra, 2 del gruppo misto, 2 di Futuro Popolare, l'unico consigliere rimasto dell'UDC. Prove tecniche per il futuro le definisce il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, presente all'incontro. Le bocche sul tema sono solo mezzo aperte, ma che le elezioni regionali siano il grande appuntamento lo riconoscono tutti. Intanto, in vista della fine della legislatura da cui questa insolita unione, l'obiettivo dichiarato: l'approvazione di leggi fondamentali per il Veneto, come quella sul consumo di suolo, sulle ludopatie, che guarda caso sono fortemente volute da uno dei convitati di pietra dell'incontro, il Partito Democratico, e che prove tecniche per il futuro forse lo siano davvero, lo conferma il vicepresidente della Regione Marino Zorzato. Questo argomento riguarda solo il Consiglio, vogliamo che sia così, non nascono gruppi, non facciamo geografie politiche, non facciamo niente che possa confondere la voglia di far bene per il Veneto. Con alcuni amici che sono qua con noi abbiamo già condiviso le europee, con alcuni amici condividiamo alcune battaglie di natura ideale, quindi nulla vieta che poi tra di noi ci sia un comune sentire. Appoggia Zaia e quindi nuovo centrodestra oppure appoggia il Partito Democratico? Su questo punto nuovo centrodestra chiede di fare chiarezza Maria Luisa Coppola, assessore regionale e quindi compagna di squadra in giunta di Zorzato. NCD io mi auguro che possa riconoscersi come si è sempre riconosciuto, non dimentichiamo che governa con noi oggi, quindi è del tutto evidente che noi ci auguriamo che possa continuare ad essere nuovo centro-destra e non innovativo centro-sinistra. Veti non li accettano da nessuno, ribadiscono dal nuovo centrodestra, che puntualizza come sia chiara in questo momento la sua collocazione politica nella squadra di governo della regione e a Forza Italia. Noi siamo certamente consapevoli di dove siamo e di chi siamo. Abbiamo la nostra dignità, abbiamo il nostro consenso elettorale, l'abbiamo dimostrato nelle elezioni provinciali con 900 amministratori su 5.000 che ci hanno sostenuto e quindi per parte nostra andiamo a testa alta. I veti non ci interessano poco, credo che chi pone veti ha un problema di guardare a se stesso.